Giacomo, capitolo 3. Contro la lingua. Frate mio, non vi facete masta in quella lata. Sapete che noi masta saremo giudicati a Dio con un giudizio più tosto, perché tutto quanto facciamo un sacco e scarre, rinda parecchie cose. Se uno non fa peccato quando si mette a parlare, chi se non è buono, perché è capace pure a maturare il corpo suo. Se noi siamo capaci di mettere un morso in bocca ai cavalli, perché ci stessero a sentire, siamo capaci pure di indirizzare il corpo loro. Verite e nave, pure se sono assai rosse e vengono buttate dai venti, assai violente, sono comandate un timone assai piccirillo e vanno a dove fuoco comandante. A stessa succede pure con la lingua nostra. Pure se è una cosa così piccerella, è capace invece di smettere a spaccugnare coppa a tutte le cose. Vedete, un fugarazzo assai piccerella è capace di far bruciare un uosco sana. Pure la lingua nostra è un fuoco, è un mondo di tutta infamità nostra. Che si rende il corpo nostro e fa chiavare il corpo sana e fa appiccicare tutto il corso della vita, pigliando che la lampa soia e fuoco, a rindagenna. Ogni sorta di vesti, uccelli e sierpe e pesce possono essere umannate e possono essere redute a sentire la voce nome. La lingua invece nessun uomo è mai capace di dominare, perché è una cosa malamente che si arravota sempre e sempre chi nei tuozzica che porta in da morte. Che la lingua benedicimmo Signore, o Padre nostro, è sempre con quelle che stanno pure l'uomo, che sono state create sotto a Dio. A rinde a che la stessa bocca riesce a benedizione e a stemma. Non ha da essere più a così, frate mio. Può essere mai che rinde una surgiva potrà uscire in lo stesso momento acqua roce e acqua pontica. Può essere mai, frate mio, che un pere fighe potesse portare l'oliva o una vite potesse portare fighe e manca una surgiva salata porterà mai acqua roce. A vera e a falsa sapienza. Qualcuno fra voi si crede essere chi ne origine e chi ne cervello. E beh, mi facesse vedere che la vita sua, se tutto quello che fai è sciovere rinda no cervello suo, chi ne origine, si può tenere rinda cuore vostro, miria e gelosia, e spirito e guerra, non spaccugnata, e non ricite bugie contro la verità. Perché non è questa che è la sapienza che scende a cielo, perché questa appartiene alla terra, appartiene alla carne, e ne rinde in mano il demonio. Perché ad oggi sta a miria e lo spirito di guerra, ci sta a muina e ogni sorta di infamità. La sapienza che scende a cielo invece è prima ogni cosa pulita. Può desiderare sempre la pace, chi ne ha da ricchia, è sempre conoscente e chi ne ha pietà, e porta sempre frutto buono. Non tratta mai buono uno malamente nato, è sempre senza ipocrisia. Un frutto buono viene sempre seminato in da pace, per tutte quelle che fanno opere e pace.